Mamma, ma lasciala piedere. Lasciamo piedere, ma che è meglio, prima che mi consumo. Bene, sale. Don Giacchino, ne scusasse per sta brionia che fecimo. Ma faccio sapete che da un è avere moghieri Don Felice, avere moghieri un emo e tasunno separati di 6 anni. Che mi interessa a me di vostre voci e di vostre discorsi? Io venne qua per essere pagato e non me ne vaio fino a quando numerate l'ultima lira. Altrimenti mi avvalgo dei diritti camerunalici, vi faccio prima e seconda citazione e poi vi faccio sequestrare tutte cose. E chi c'è sequestrare? Chi si sono combinati in questa maniera? Non avete niente, manco l'occhio piccanti avete. Luce non ne volete pagare per chi dice che state tutta in nato oscuro. Acqua non ne volete pagare per chi dice che ne sprecate picca e dopo picca che sprecate avete a pigliare il puzzo. Capo ce l'avete a mentare? Niente, siete proprio all'arte. Papà, com'è che ancora un suo sciocco cuore a bianere? Io ho fame, stai sborreggiando, ripetendo. Hai ragione, figlia mia, ma io che cosa posso fare? Certo, non posso chiedere un prestito a Don Gioacchino. Donna Concetta, non ci provate, ma avete a dare 5 mesi di affitto e avete coraggio a dormire oggi picciole. Che faccio tu, questa? Non ti scantare, figlia, ora ti faccio vedere io che mangiamo stesso. Ora va a fazzo un pigno e poi va a catturo, chila di spaghetti e due fetti cani e ne mangiamo a facce ride. Alla faccia vostra. Di che dei tomati? Allora, pupella, io ora vengo, tu vai a mettere pignata così appena buchi l'acqua, vengo io e ci caliamo la pasta, va bene? Sì, mi spiccio su. Vai. E permettete, Don Gioacchino? Fate. Mamma mia, che gente, che disperazione. E chi si come l'hanno a dare queste picciole? E come non? E a me mi interessa, ma se no poi fine mese ci mangiano sequestrare tutte cose. Gente inguaiata. Che permesso, bellezza mia. Uè, già siete! Oh, chi si vede? Don Gioacchino. E voi com'è che state qui, bellezza mia? Ma avanzo 5 mesi di affitto di Rugalantone che ci affittavo queste case. E voi come mai da queste parti? Oh, lo volete sapere? Ma io ve lo dico, però basta che non dicete niente a nessuno, specialmente a mio papà. Oh, non vi preoccupate, sarò muto come una tomba. Dovete sapere che io amo pazzamente la figlia di Don Pasquale, Pupella, una vera pupetta. Io per quella ragazza farei qualsiasi cosa, bellezza mia. E tutto pace come va? Siete in pace o ancora sciarriato? Sciarriate, sempre sciarriate. 2 mesi fa mi sono preso 1000 lire dalla sua scrivania. Lui se n'è accorto. Non mi disse niente. Vitto solamente fuori di casa. E avete detto niente? Sì, ma lui fa sempre così e poi facciamo pace, bellezza mia. E se domani tuo padre non ti vuole fare pace, oggi come mangiate, bellezza mia? Sì, non mi vuole fare pace, ma voi scherzate, bellezza mia. Lui fa sempre così e poi facciamo pace. Dovete sapere che mia sorella lo comanda a bacchetta. Lui è una persona molto ricca. Quando è morto l'inglese, gli ha lasciato tutte cose a lui. Quindi tutti questi soldi, che se ne ha a fare, bellezza mia? Ah, cietta, è buono che ogni tanto ci fregate con che cosa. Che ci fa? Sì, però Don Gioacchino, mi raccomando, se lo vedete non gli dite niente. Oh, non vi preoccupate. Anzi, siccome c'è Ghire che forse si vuole accattare una villa che tegna a Mondello, se capita e pigliamo questo discorso non vi preoccupate, vi faccio mettere una buona parola per farvi fare pace. Oh, vi ringrazio tanto, bellezza mia. E abbiamo ragazzi e mi sa pigliata al capo. Sta venendo Pupella da questa parte. Quanto è bella Don Gioacchino. Gli voglio fare una sorpresa. Non gli dite che sono venuto, bellezza mia. Com'è che mi sta pigliando tutto il suo tempo, mio padre? Eccomi a te, bellezza mia. Tu qua? Che com'è che me li sto bucando tutto insieme? Che briogna! Se mi vedi combinata in questa maniera, che capelli tutte scombinate. Ma che può pensare che sogno una cacocciola cavalba? Forse vi è dispiaciuto che sono venuto. Se ieri vi ricordate, io vi ho fatto segno che oggi sarei salito. Se volete che io me ne vado, io me ne vado. No, chi so mai, ma capite, se l'avesse saputo prima. Don Giacchino, come lasci i capelli bei da soli? No, perché sapete, quando una ragazza
sta sola a casa, non è giusto che riceva un signore, specialmente quando io non è preparata, perché io l'educazione ce l'ho e lo so come si fa a ricevere un signore. Don Giacchino, come lasci capire bene da sogno? Ma che educazione, ma che ricevere? Tu sei sempre bella, bellezza mia. E io sono venuto qui per due cose. Prima per sentire dalla tua boccuccia se mi ami veramente e poi per parlare con papà e mamma. Rispondimi sulla prima. Ma vedi che bella fiore giunto che stai facendo? No, per la prima cosa mi pare che non ci sono problemi, perché io ve l'ho data la prova se vi amo o no, perché oggi ogni sera tu venuto su la mia casa e io o che chiudevo o che faceva freddo, a costo che diventava come un ghiacciolo, mi stava sempre affacciato, per ammirare la vostra bellezza, ah che siete bello! E poi stasera sono ancora più felice perché so che siete venuto qua per parlare con mio padre e con mia madre. Oh, brava, bravo, pupilla mia. Ma perché nascondi quelle belle manine? Fammici dare un bacio, bellezza mia. E no, niente ti insegnano tua madre. Dice la mamma Rocca, si guarda ma non si tocca. È giusto, io farò tutto quello che vuoi tu, bellezza mia. Ma perché tieni quella faccia così pallida? Forse è la passione che tieni per me? O ti affligge qualche pensiero, bellezza mia? No, io stai sempre così, a volte, tante volte, e tutti mi viene così gente e ci pare che io sogno malata. No, ma io stai buona. Non è vero, Don Giacchino? Anzi, permettete un attimo, scusate. Sicuro, sicuro. Don Luigino, chi dà la faccia talmente gianna perché sta morendo di fame. Sto Marzi ora si impegnare lo lenzuola per farci mangiare un piatto di pasta. Ma che mi state dicendo, Don Giacchino? Come? Quell'angioletto? Possibile? Sta morendo di fame? Sì, muore di fame, bellezza mia. E io a questo momento non tengo manco una lira, bellezza mia. E di me che volete? Già, che ci fa se non tengo manco una lira? Io tengo tanti creditori per tutte le trattorie. Ora ordino il pranzo per 8 persone. Quella ragazza non deve stare digiuna. Bravo, chi sa sì che avere il cuore.